Scontro tra i sindaci, l'applicazione del decreto Salvini spacca il fronte dei primi cittadini veneti, i leghisti salgono sulle barricate per difenderlo, dal PD si invoca il rispetto della legge ma con dei distinguo, se dal Viminale non arriva una risposta affermativa alle reiterate richieste di confronto di ANCI, per noi sarà inevitabile valutare tutti i modi per mitigare gli effetti negativi sul territorio di norme sbagliate dal sapore propagandistico, tuona il primo cittadino di Padova, Sergio Giordani, che nelle scorse ore era stato invece molto più cauto. Prudente ma critico il sindaco di Noventa Padovana e segretario regionale del Partito Democratico Alessandro Bisato. La legge si rispetta, secondo me, da sindaco e da rappresentante delle istituzioni. Altro è dire che un decreto che si chiama sicurezza in realtà creerà maggiore insicurezza. Ci sono 10.500 persone che dalla sera alla mattina non diventeranno invisibili, non saranno rimpatriati di lì a una settimana. A quel punto, uscendo da un sistema di gestione collettiva, andranno a ingrossare le fila di chi vaga nei nostri territori. Da Treviso, che ha registrato la prima espulsione dal territorio grazie alle nuove norme, il leghista Mario Conte attacca i colleghi ribelli accusandoli di farsi solo propaganda. Una mera strumentalizzazione da parte di coloro che rappresentano quel partito che in realtà aveva riempito le città di clandestini e di richiedenti asilo con delle politiche assolutamente senza logiche, che hanno creato un sacco di disagi e che i cittadini ben conoscono. Il decreto Salvini è la risposta concreta alla nostra richiesta d'aiuto, commenta Francesco Rucco, sindaco di Vicenza. Chi dice il contrario lo fa perché è politicamente strumentalizzato, perché il partito glielo chiede. L'Anci Veneto invita al rispetto della legge. Antonio De Caro, presidente dell'Anci nazionale, va invece allo scontro con Salvini. All'Associazione dei Comuni Conte chiede di prendere le distanze dai ribelli, altrimenti, dice, i sindaci della Lega rifletteranno sull'opportunità di rimanere nell'associazione. Non si può sposare queste posizioni di non applicare le leggi dello Stato. Credo che chi lo fa deve essere considerato un fuorilegge e non può sicuramente parlare a nome di un'associazione dei comuni.